In arrivo 6 limitatori di velocità a tombolo è quanto ha deciso l'amministrazione comunale dopo una settimana di monitoraggio sulle due arterie principali, via Sommavilla e via Baracca, lungo gli assi Cittadella San Martino di Lupari e Cittadella Campo San Piero, in prossimità del centro abitato. Il dato che emerge è la percentuale delle infrazioni al limite di velocità dei 50 km orari, una media che si aggira sull'80%, con punte di 168 km orari su 62.000 passaggi totali registrati. E allora il sindaco Cristian Andretta dice basta. Questa iniziativa è partita più di un anno fa, dalle richieste che ci hanno fatto i nostri cittadini, cioè quella della sicurezza del territorio. Non è una iniziativa punitiva, ma è un'iniziativa preventiva, perché noi dobbiamo partire dal fare cultura stradale, dobbiamo mettere in evidenza che ci sono delle criticità. Nei centri urbani il traffico deve andare piano. I velocai verranno posizionati nelle vie Mantegna, Sommavilla, Vittorio Veneto, Piave, Baracca, Senatore Giovanni da Cittadella. Oltre alla collocazione di limitatori di velocità si terranno anche degli incontri alle scuole e per i cittadini di promozione della sicurezza stradale. Quanto costerà questa operazione? Costerà intorno ai 9.000 euro di tutti questi interventi, che consiste nel mettere i rilevatori e nel fare tutto il processo formativo che durerà 3-4 anni, poi i rilevatori resteranno nel territorio e si finirà la parte formativa e serviranno come rilevatori di velocità e come deterrenti per il traffico.